E oggi le scuole e i docenti sono chiamati veramente a inventarsi delle soluzioni pur di aiutare questi ragazzi a rimanere in una comunità, a rimanere collegati, perché le problematiche sono diventate veramente estremamente gravi. Non si può fare un protocollo, non ci sono delle regole che valgono per tutti, ogni problematica purtroppo ha le sue ragioni e deve trovare delle sue risposte. La scuola è un'ancora, diceva ieri la dirigente dell'Istituto Planck di Treviso, citando il caso del ragazzo che grazie all'attivazione della DAD e a quel filo rosso che non si è mai spezzato tra lui e la scuola è rientrato in classe dopo 1 anno e mezzo di ritiro e ha conseguito la maturità. In aumento in tutto il Veneto dopo la pandemia il fenomeno dei ritiri sociali, attentamente osservato dall'assessorato all'istruzione del Veneto, costretto però a rimettersi nelle mani delle scelte dei singoli dirigenti in mancanza di un protocollo condiviso per questi casi di abbandono. È una scelta in autonomia delle singole scuole perché ogni ragazzo ha delle sue problematiche, vanno affrontate di volta in volta. Il fenomeno dell'isolamento, soprattutto dopo il Covid, è diventato un fatto preoccupante. I ragazzi fanno fatica a uscire da delle dinamiche di chiusura in se stessi e questo sta diventando un fatto estremamente grave. L'ultimo studio del Consiglio nazionale delle ricerche stima che in Italia dopo il Covid gli hikikomori siano arrivati ad essere almeno 54.000. Tra le cause dell'isolamento il senso di inadeguatezza rispetto ai compagni. Per oltre la metà dei casi si tratta di ragazzi che hanno già mostrato fragilità avendo fatto uso di farmaci anche senza prescrizione del medico. Da qui l'attivazione della DAD in tutti i reparti di psichiatria di tutti gli ospedali del Veneto. Fino a qualche anno fa la scuola in ospedale era riservata, ahimè, ai malati oncologici, cioè ragazzi, bambini che avevano a che fare con le leucemie. Per non far perdere loro la scuola si aiutavano e avevamo 2 ospedali di riferimento dove appunto c'è pediatria oncologica. Oggi purtroppo noi dobbiamo seguire i ragazzi dentro psichiatria in tutti gli ospedali.